Con Luciano Soldan, responsabile dell'Ufficio Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente di Banca Prealpi San Biagio, il vostro sostegno a questa iniziativa oggi a Susegana Vita in Campo. Allora, con Silvio e Laura componiamo l'Ufficio Agricoltura, seguiamo tutto il mondo delle 3A, quindi Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente, ma diciamo che abbiamo avuto un mandato recentemente molto importante e forte da parte del Presidente Carlo Antiga e del Direttore Generale Girolamo Mondadalto di essere un ufficio che sia di supporto allo sviluppo non solo economico ma anche territoriale e ambientale del territorio in cui viviamo. L'agricoltura sappiamo tutti che è una fabbrica a cielo aperto e quindi tutte le azioni che un'azienda agricola fa si ripercuotono poi nello sviluppo e nell'ambiente che le circonda. Quindi supportare il mondo della ricerca e il mondo dell'università finalizzato a avere poi un ritorno ambientale che sia positivo anche per le generazioni future, perché comunque noi abbiamo raccolto dai nostri predecessori un ambiente di un certo tipo e non dobbiamo non solo preservarlo ma se possibile anche migliorarlo. È per quello che anche con il CREA, che è il centro di ricerca collegato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, stiamo portando avanti dei progetti molto importanti, soprattutto in un comparto come quello vitivinicolo. Col dottor Tomasi, ricercatore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Il futuro dell'agricoltura sicuramente dovrà andare a braccetto con due concetti, la sostenibilità e l'innovazione. Sì, esatto. La sostenibilità attraverso l'applicazione dell'innovazione, ovvero la messa in atto di tutto ciò che la ricerca in questi ultimi 7-8 anni è riuscita a portare nel settore dell'agricoltura. Per cui, per quanto ci riguarda, specificatamente nel settore viticolo, sostenibilità al primo posto dobbiamo mettere la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai trattamenti. Questo è un must, questo è un obbligo che la ricerca ha nei confronti della popolazione. Quindi oggi ci troviamo proprio qui per vedere alle mie spalle il progetto Transfarm, di cui il CREA venne il capofila, un progetto europeo che mira in questo caso a portare innovazione attraverso l'agricoltura di precisione, ma soprattutto siamo qui a parlare di viticoltura che deve attraverso l'innovazione intesa come l'applicazione di nuove tecniche, l'utilizzo di nuove strumentazioni, lo studio anche, o meglio il rifarsi al miglioramento genetico per la realizzazione di nuove varietà resistenti, tutto un insieme di strategie, un insieme di ricerca per arrivare alla fine alla vera sostenibilità. È un obiettivo che la Comunità Europea ci ha posto come obbligo entro il 2050, il 30% di riduzione, 2030 e il 50% di riduzione dei prodotti dei fitofarmaci. È un obiettivo secondo me realizzabile, però attraverso soprattutto il campo della ricerca. Per questo dobbiamo ringraziare Banca delle Prealpi per il sostegno al CREA, grazie al quale noi possiamo fare una ricerca libera e una ricerca assolutamente obiettiva. Tra i progetti sostenuti da Banca Prealpi San Biagio e il centro di ricerca CREA c'è anche quello di Free Green Nature, presentato qui oggi a Vite da Campo, Icaro X4. Di cosa si tratta? Allora, la nostra società è una start-up che ha sviluppato questa nuova tecnologia, brevettata in tutto il mondo, un sistema di guida autonoma, quindi un robot che all'interno dei vigneti emette raggi UVC per il trattamento del vigneto senza l'impiego di prodotti chimici. Questa macchina, con una sua intelligenza, prende delle decisioni quando è il momento di poter lavorare, quindi di giorno e di notte principalmente per l'oidio, durante il giorno per la peronospora. Emette questi raggi che sono supportati da un gas O3, l'ozono, per avvolgere il grappolo e garantire la sterilizzazione, agendo in una maniera elementare, in quanto la tecnologia UVC è conosciuta dagli anni 1920 e utilizzata largamente per la sterilizzazione negli ospedali. Questo tipo di emettitore è stato sviluppato dalla nostra azienda, ci sono segreti industriali per la realizzazione di questo tipo di emettitore che consente di passare la parete cellulare della peronospora e andare a inserire dentro quindi della timina, creando quindi l'inefficacia del fungo o battere.